Maurizio Abrami. E allora, eccoci rientrati in studio. Allora entriamo in quello che è il tema della serata, cioè quello della criminalità organizzata ormai presente nel nostro territorio. Come dicevo in apertura, la cronaca di questi giorni ci riporta nuovamente con l'operazione Stige della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, l''ndrangheta presente anche qui in Veneto. Ci sono stati degli arresti anche qui, ma non solo, 169 in totale tra quello che è avvenuto giù in Calabria, qui da noi, in altre regioni italiane. Una realtà che si ripresenta, se ne parla da tanto tempo, ma se possibile forse la situazione in questi anni è andata peggiorando. Ugo Di Nello, tu hai scritto un libro inchiesta, Mafia Nord-Est, mi pare che sia la terza ristampa, è corretta? Quarta. No. La quarta, ecco, siamo alla quarta ristampa. La situazione è peggiorata? Sì. È peggio di quando hai... La situazione è peggiorata perché se tu, è come quando si ha una malattia, se tu non la curi. La situazione è peggiorata perché è aumentata la benzina che viene data a queste organizzazioni criminali. Le organizzazioni criminali, fosse chiaro, perché molte volte sentiamo politici parlare di infiltrazioni mafiose, queste organizzazioni sono state chiamate e portate qui dai veneti. Perché se noi diamo... Quindi c'è stata una richiesta dal territorio. Certo. Allora, numeri. Il Veneto è la prima regione d'Italia per evasione fiscale. Il 22% della ricchezza prodotta dai veneti scompare. Sono tanti soldi. Dove vanno a finire questi soldi? Io ho bisogno di portarli fuori, investirli da altre parti, devo avere delle organizzazioni che lo sanno fare. Tu parlavi di know-how prima, queste organizzazioni si presentano e sanno fare questo. Quindi se il Veneto non rinuncia a dare benzina alla criminalità, queste organizzazioni prosperano, non sono qua per caso. Certo. Piron, allora lei ha avuto modo di come dire, vivere in prima persona, diciamo, con avviso pubblico la situazione, diciamo, del Veneto, con la necessità della famosa trasparenza, tanto che si dice, no, la legalità e quant'altro. Eppure in tutti questi anni, dopo sentiremo anche il rappresentante di Libera, malgrado se ne parla, però il problema resta, l'abbiamo appena sentito, peggiore di com'era. Ma direi che... Anche oggi mi pare, tra l'altro, il sindaco di San Donà di Piave è invitato a rompere l'omertà, di parlare. Il sindaco di San Donà di Piave è l'attuale presidente, coordinatore regionale di Avviso Pubblico e va giustamente a dire questo in tutte le amministrazioni locali. Il tema, io credo, prima di tutto sia questo, l'avete scritto, la mafia c'è. Io ci avrei messo punto esclamativo, perché uno dei problemi che abbiamo avuto in questi decenni è che molti che hanno responsabilità politiche, amministrative, ma anche economiche, civili, sociali, hanno sempre detto: ma no, non è vero, il Veneto è un'isola felice. Quante volte l'abbiamo sentito dire? E questo è una bugia, questa è una sacrosanta bugia, perché se noi prendiamo la relazione di Smuraglia del 1994, la commissione parlamentare venuta in Veneto si è stabilita qui per leggere quello che sta succedendo e scrive negli atti che in Veneto ci sono le mafie. Dice anche dove sono, nella riviera del Brenta, nel bacino termale, dice anche che cosa stanno tentando di fare e come stanno tentando di organizzarsi. Dice anche che si radica sulla criminalità locale e poi arriva a fare dei patti con la criminalità dell''ndrangheta, della camorra, eccetera. Quindi dava delle indicazioni precise dov'era, dove si stava collocando, che cosa stava facendo. Ma noi abbiamo avuto una mafia tutta nostra, quella della riviera del Brenta,
che facciamo finta non sia esistita. Quindi già dagli anni 60 questa relazione parlamentare dice che le mafie stavano... Anni 90. Sì, no, ma già negli anni 60 la prima presenza che si stava strutturando prendeva l'avvio già negli anni 60. Quindi stiamo parlando di un fenomeno che da molti anni alcuni, sia magistrati, sia forze inquirenti e sia alcuni politici, nelle dichiarazioni e negli scritti hanno lasciato documentato. Abbiamo sempre detto che in Veneto questo non può succedere e invece succede. E invece succede, continua a succedere, come diceva Dinello, succede alla grande. C'è una relazione del 2013, la faccio vedere perché si sappia, che è fatta dalle Camere di Commercio del Veneto, che dicono tra le righe: tutti i giorni registriamo tentativi di portarci via pezzi di aziende. Lo dicono loro, gli imprenditori, le imprese. E dicono che appunto sono oltretutto presenze che portano una competizione falsata, perché l'economia illegale crea problemi notevoli all'economia sana, si porta via pezzi di aziende sane. E quindi questo è un tema, prima di tutto io credo dovremmo essere convinti tutti di questo e fare luce, quindi parlarne molto di più. Parlarne nelle istituzioni e poi assumere delle decisioni ovviamente coerenti con questo stato di cose. D'altronde è evidente che la mafia è in cerca di affari. E dove va? In territori come il Veneto, che hanno grande presenza di imprese, di capacità imprenditoriale. Dinello diceva che però sono stati anche richiesti, come dire, no? Ah beh, certamente ci sono... La mafia non cerca affari puliti. No, non cerca affari puliti, ma va in cerca di affari. Va in cerca di fare gli affari e di mercati da conquistare. Quello che diceva Dinello, io, come dire, lo associo ad alcuni fatti che sono successi anche. Come mai ci sono dei processi in corso, ci sono delle persone in carcere, anche negli anni recenti, come mai alcuni imprenditori dell'illegalità sono riusciti in poco tempo, ad esempio, ad infiltrarsi in tantissime aziende e a prestare denaro ad usura? Sembra che alcuni di questi fossero tra coloro che aiutavano a portare i denari all'estero e quindi questo tema, ad esempio, del nascondere i soldi, dell'evasione, dell'elusione, ecco, è uno dei terreni fertili su cui poi chi fa affari illegali trova alimento. Sentiamo cosa ci ha detto oggi Alessandro Ongarato, che fa parte, scusatemi, Naccarato, Alessandro Naccarato, parlamentare del Partito Democratico, ma fa parte della commissione parlamentare antimafia. Sentiamo cosa ci ha detto. Tutte le mafie, ma l''ndrangheta in particolare in Veneto, diciamo così, offrono una serie di servizi. So che è un brutto termine, però di questo si tratta. Li offrono in particolare alle imprese, sono servizi illeciti, quindi con la commissione di alcuni reati, e trovano in molti imprenditori e in molti commercialisti e avvocati interlocutori che colgono questi servizi, quindi si crea una specie di rapporto di convergenza di interessi tra questi due soggetti che fanno affari insieme sostanzialmente. E come spesso capita, siccome la finalità di questi affari è l'arricchimento illecito, da questo punto di vista gli imprenditori del Veneto sono uguali agli imprenditori della Calabria, della Sicilia, della Campania, cioè in molti casi interessano gli affari e non la provenienza di questi affari. Le mafie qua trovano, diciamo così, un'interlocuzione purtroppo positiva con pezzi dell'economia. Questo è il punto debole che andrebbe aggredito con forza, e anche su questo però bisogna dire che molte camere di commercio, in particolare proprio quella di Padova, negli ultimi anni hanno avviato progetti importanti per sensibilizzare gli associati, gli imprenditori, e fanno un lavoro di prevenzione significativo. Tommasi, quanto incide la crisi economica? Ad esempio, qui abbiamo sentito Naccarato che parla di servizi, quindi è una presenza che si affianca, diciamo, all'imprenditore. Noi lo chiamiamo zona grigia, quell'insieme di mondo un po' misto tra i professionisti di varia natura, di vario livello, e certi livelli dell'economia, intermediari e così via, notai,
che in qualche modo abbiamo scoperto, è una scoperta abbastanza recente se guardiamo la storia, che è proprio qui da Padova con Aspide, se ricordate, che ha svelato questo mondo in cui il professionista non è mafioso ma favorisce interessi della mafia. Occorre secondo me superare anche un pochino oggi questa idea, questa ipotesi, perché sono le mafie stesse ad essere cambiate, stanno cambiando continuamente, si stanno aggiornando. Occorre che anche noi ci aggiorniamo un pochino a livello mentale, soprattutto a capire in tempo reale quello che succede. È vero, le mafie qui ci sono, la dichiarazione qui c'è il ben di Dio, no? Uno dei 5... Qui c'è il ben di Dio, noi dicevamo le mafie vanno dove c'è l'odore dei soldi, è questo, il richiamo del nord-est, anche questo mito, lasciatemelo dire, di nord-est che ci siamo un pochino cuciti addosso, che forse oggi sta un pochino traballando, forse è già finito, è già finito prima della crisi economica. Adesso la crisi economica sembra che si stiano avendo dei risvolti per cui la crisi economica sembra superata, sembra che si stia andando più in là. Non dimentichiamo che questi anni di crisi hanno lasciato 70 imprenditori suicidi in Veneto, su cui non si conosce ancora tutta la verità e tutta la realtà. Sappiamo che c'è uno strascico di estorsioni, usura, vessazioni, anche quindi una manifestazione anche di violenza della mafia, cosa che qui negavamo. Il negazionismo in Veneto è durato fino mica a tanto tempo fa. Abbiamo cominciato con l'esplosione dello scandalo Mose a cominciare a capire, oddio, c'è qualcosa che non sta funzionando qui, occorre che ripensiamo un pochino quello che sta succedendo. Stava succedendo che, passato il momento della intromissione, delle infiltrazioni nell'economia illegale, le mafie entravano nell'economia legale, entravano nelle quote societarie, entravano nel mondo degli appalti e dei subappalti, e ci entravano in un modo, in qualche modo, non violento, che non dimostrava esternamente sofferenza. Nelle ultime inchieste noi vediamo che se noi mettiamo insieme relazioni di parentela, ma non solo, noi troviamo che affari della mafia tradizionale siciliana, dell''ndrangheta e della camorra, e oggi anche della Sacra Corona Unita, cioè della mafia pugliese, si incrociano oggi in Veneto perché entrano in relazione di affari. È quello che gli interessa, a loro interessa entrare nel mondo degli affari. Capisco la preoccupazione di quando certi imprenditori nella crisi non solo a volte hanno accettato, ma a volte loro stessi sono andati ad aprire la porta a questo mondo che prometteva di uscire, e quindi ci sono delle grosse responsabilità chiaramente dal punto di vista della gestione della politica, della realizzazione della Costituzione italiana che ho richiamato all'inizio, che non consente uno sviluppo uguale, omogeneo, in piena dignità delle persone, con il rispetto dei diritti umani, e nello stesso tempo l'arretramento dello Stato sociale, quindi delle garanzie, di quello che una volta si chiamava welfare, che a me piace di più chiamare buen vivere, richiamandomi ai latinoamericani, che è un concetto, forse sono due parole che nella lingua spagnola assomigliano molto di più alla lingua italiana. Sono entrati in tutto questo sistema, facendo credere alle persone che la sostituzione allo Stato delle forme di criminalità organizzata potesse garantire appunto migliori servizi, migliore sanità, occupazione, ed ecco che finalmente ci siamo accorti che anche qui nel Veneto c'è il caporalato, nelle campagne, ma anche nel mondo del turismo, c'è il lavoro nero, e anche i fatti di cronaca ultimi ce lo stanno dicendo.
appunto per favorire le evasioni fiscali, per favorire l'evasione agli obblighi assicurativi e ricorrendo al riciclaggio e a fatture false. E quindi insomma non ci facciamo mancare assolutamente niente. Poi se insieme a queste 4 mafie tradizionali che noi conosciamo in Italia ci mettiamo insieme le mafie balcaniche, le mafie nigeriane, le mafie internazionali in sostanza, che utilizzano questi percorsi da dorsale adriatica e dei porti che noi abbiamo, siamo molto preoccupati, ma sono cose che sapevamo, non stiamo scoprendo nulla, finalmente vengono i nodi. Certo, però forse c'è una sorta, Granta, c'è una sorta di sottovalutazione del problema, se ne parla ma un po'... Allora, sottovalutazione in maniera relativa, perché io posso citare qui un'indagine Domos che è stata fatta a dicembre, è stata pubblicata addirittura su Repubblica nelle prime pagine, dove addirittura afferma che al nord finalmente c'è contezza della presenza delle mafie. Quindi il problema c'è e viene avvertito dai cittadini. Addirittura sottolinea, e questo è un aspetto molto interessante dal punto di vista sociopolitico, che addirittura le persone più sensibili alla presenza di questo fenomeno sono i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle e anche della Lega. Questo è un dato molto da tenere, cioè finalmente il Veneto si è reso conto che esiste un problema. Problema che però, attenzione, va analizzato in maniera molto scientifica e molto oculata, perché se no rischiamo di fare una grande commistione e una grande confusione, perché noi dobbiamo cominciare a tenere molto ben distinte la mafia italiana e la mafia straniera, perché hanno strategie, modus operandi diversi, molto diversi. E nell'ambito della stessa mafia italiana bisogna dare importanza e dal punto di vista della pericolosità, della pervasità nei gangli vitali dello Stato all''ndrangheta. L''ndrangheta, dobbiamo ripeterlo, è il network criminale più potente del mondo. È diversa, diciamo, no? È diversa, è molto più potente, perché grazie al fatto anche ai colpi inferti alla mafia siciliana, al problema che vive sempre la Camorra, che è frantumata in una costellazione di clan senza un comando centrale. L''ndrangheta, anche per motivi di organizzazione interna, e io mi rifaccio la sua forza del legame del sangue, tant'è vero che il fenomeno del pentitismo è poco presente nell'ambito dell''ndrangheta, perché c'è questo intreccio che impedisce la collaborazione con la giustizia. Allora, dobbiamo far mente locale che l''ndrangheta è il più potente network, come ho detto, ed è molto ben presente qui in Veneto, cosa che già era stata evidenziata con l'indagine Emilia nel 2015. Altre 2 grosse inchieste, quella sul gioco d'azzardo, la famosa inchiesta Gambling, e la Stinge, hanno dato un'ulteriore conferma, anche se non era necessario, della presenza e della grande operatività e pericolosità dell''ndrangheta. Non ci dimentichiamo che l''ndrangheta ha anche una sua valenza transnazionale, certo. È presente in Germania. Qui noi in Veneto abbiamo avuto, a Venezia abbiamo avuto anche la giornalista Petra Reschi, che è stata la prima che ha avuto il coraggio di scrivere un libro sulla strage di Duisburg in Germania, opera dell''ndrangheta, tant'è vero che poi è vissuta sotto scorta. Ma l''ndrangheta è presente anche in Australia, anche in Canada, quindi immaginiamoci che problema è inserirsi in maniera molto efficace e molto capillare anche nel Veneto. Certo. Certo. Professor Casen, un modus operandi che diciamo, è cambiato negli anni, oggi anche le organizzazioni criminali hanno i laureati, ha cambiato volto. Ma non è che tutta la mafia ha i laureati, diciamo che un certo tipo di mafia è stata lasciata ai calabresi perché è una mafia più di battaglia, più di guerra, più di conflitto. Diciamo che la mafia siciliana invece tende a darci una qualificazione e qui c'è da domandarsi dove finisce la mafia, dove cominciano le banche, e sarebbe una bella scommessa a capire, anche perché in Veneto sono saltate 2 banche abbastanza importanti, ma non si va fino in fondo. Si accennava precedentemente alla questione del Mose, il Mose hanno grattato la superficie,
hanno preso un responsabile che poi responsabile fino a un certo punto lo era, il presidente della regione, ma sicuramente è poca cosa rispetto a tutto il giro che c'era dietro, no? Molto più grande, e che ci sia la mafia nel Veneto e soprattutto a Chioggia, non mafia ma 'ndrangheta, e questo ormai è consolidato e risaputo, non si muove un pesce che non venga gestito. Così come viene gestito per esempio tutto l'ortofrutticolo, non si muove un camion, non passa, tutto passa attraverso, quindi anche non è soltanto un'infiltrazione per andare a prendersi, come normalmente succede, le aziende una per una perché ti presto i soldi poi ad usura e poi se non me la dai, perché solo il creare confidenza con queste persone è già un pericolo, no? Poi diventi amici e dopo chiaramente comandano loro perché tu hai un limite morale che loro non hanno istituzionalmente, diciamo, eticamente. Il grosso problema è che non abbiamo delle figure in grado di affrontare questa cosa. Ne abbiamo avute, ne abbiamo qualcuno, a Reggio Calabria abbiamo un procuratore che si dà da fare mica da poco, però sono casi unici. Falcone e Borsellino non hanno avuto eredi, anzi quel fatto lì ha intimidito molti, perché uno deve scegliere, faccio il procuratore antimafia, poi viaggerò sempre con la scorta, i miei figli saranno a rischio, mia moglie sarà a rischio, la mia vita quale sarà? Ci vogliono degli eroi, solo a fare questa scelta, indipendentemente poi quanto a fondo andrò a vedere, scavare e trovare. Cioè di Borsellino e Falcone non ce ne sono, e ce ne vorrebbero. Per questo noi abbiamo realizzato una mostra fotografica presso il Consiglio regionale in onore a Falcone e Borsellino, proprio a una viva testimonianza dei due eroi dell'antimafia che, come giustamente dice il professore, non so se avranno eredi. Sicuramente ci sono altri magistrati antimafia in gamba, però è vero anche che c'è una grande differenza di approccio mentale, di stile, oltre che di coraggio e oltre che di innovazione. C'era anche un fattore storico in quel momento. Gli Stati Uniti erano molto interessati a decapitare la mafia siciliana perché c'era un conflitto, e quindi Falcone andò in Stati Uniti per un anno, gli insegnarono come, perché fu un insegnamento, e c'è addirittura adesso ancora un ufficio nel FBI che è intitolato a Falcone, e lui partì e cominciò a organizzare questa grande ricerca, finì con il grande processo. Ma quello fu un caso a sé stante, il grande processo di mafia è nato e finito lì, il resto poi si è detto è stato decapitato, ma è stata decapitata quel tipo di mafia che non è più attuale. Oggi il mafioso che gira con la lupara a sparare non ha nessun senso, non guadagna nulla, ha solo da perdere. Il Totò Riina è fuori tempo, lo era già allora, ma Totò Riina chiaramente aveva una mentalità e una capacità fu il dittatorello di una regione che poi finì come finì. Beh, mica tanto, insomma, la gestione dei patrimoni internazionali e le grandi minacce che ha fatto a Libera e a Don Ciotti lo stanno a dimostrare, insomma. Non c'è dubbio che avesse potere comunque, che rappresentasse non di per sé il potere perché non ne aveva più, ma comunque una figura di riferimento che veniva seguita da tutti i suoi, diciamo, compiacenti aggregati. Ma la mafia oggi cerca ben altre strade, si fanno molti più soldi, si rischia molto meno. Attenzione, un'organizzazione mafiosa ha dei costi al di là di quelli che sono i grandi guadagni che poi vengono fatti, perché quando prendono un picciotto lo mettono in galera, diventa un peso per la famiglia, devono mantenere la famiglia, devono mantenere i figli, devono mantenere tutta una serie di cose, quindi è un'organizzazione che si appesantisce. Allora cosa succede? Oggi ben vengano gli immigrati dalla parte dell'Africa, perché non hanno radici. Se vengono presi si possono buttare via, non hanno nessun collegamento col territorio e quindi sono i migliori spacciatori.
non c'è più lo spacciatore, diciamo, alla vecchia maniera, che poi se ti prendo devo anche mantenerti perché se no parli. Lì diventa tutto un altro tipo di attività e chiaramente qui la mafia va alla grande. È vero che c'è la mafia cinese, e giustamente, ma non voglio portare via l'argomento che lui lo conosce meglio di me, è una mafia organizzata dallo Stato ed è una mafia pacifica, non fa guerre. Io sono stato in Africa, torno da 3 giorni dall'Africa. Stanno comprando tutto senza soldi, perché si sono inventati una moneta, si chiama renminbi, la fanno girare, è il fenomeno del Schracht dell'epoca nazista tedesca, che è passato, l'economia è passata in 24 ore da un'economia fallimentare, ci volevano 5 miliardi di Deutschmark per comprare un giornale a ribaltare completamente la situazione. Producono una moneta inesistente, la fanno circolare all'interno della nazione, quindi 1,5 miliardi di persone ci credono, producono, esportano la produzione, buona o cattiva, perché hanno produzioni eccellenti, hanno delle produzioni schifose, ma comunque vivono. Ecco qui l'altro problema dell'inquinamento, non solo del mercato, della coppia del mercato, ma anche di prodotti che sono inquinanti tipicamente, no? Ecco, noi mandiamo tutta la nostra plastica in Cina perché loro comunque non gliene frega niente, la riciclano indipendentemente dalla tossicità e tutto il resto. Poi ci mandano le bamboline con quella plastica lì che i nostri bambini stanno lì, le succhiano, ci giocano sopra e non sappiamo neanche che rischio corriamo, no? Ma comunque stanno comprando tutto, creano valuta pesante attraverso il commercio, prodotto a 0 valore, no? E vanno in Africa e comprano tutto quello che è possibile comprare, e ripeto, con progetti megagalattici. Con Gheddafi, uno dei motivi credo che abbia messo a rischio la vita di Gheddafi era la produzione di una piantagione di iotropa e di palma da olio di una profondità di 30 km per 1200 nel Sud Sahara, utilizzando i pozzi di acqua, perché sotto il deserto del Sahara c'è acqua fossile ancora. E quindi ed è stata bloccata. Cosa vuol dire? Vuol dire che quell'olio che viene fuori da queste palme è un olio fantastico, perché io lo depuro, lo metto dentro il mio serbatoio e vado via col diesel, che è la fine del mondo. Lo posso mangiare, lo posso bere, lo posso bruciare, crea un'economia. Questo è il progetto cinese. Allora mi domando se il nostro progetto, quando abbiamo fatto l'invasione della Libia, Graziani eccetera, piuttosto che dell'Eritrea, siamo andati lì a sparare e non abbiamo guadagnato nulla, perché fu un costo mostruoso, e questo sarebbe tutto da parlarne. Quindi i cinesi hanno una strategia, e hanno una strategia molto concreta, e questa è la cosa che riuscirà a capovolgere l'equilibrio del mondo. Peraltro hanno tolto anche il divieto di fare figli, come aveva fatto Mao Zedong, per cui adesso la produzione deve aumentare, perché l'invasione dovrà essere della prossima generazione. Certo. Beh, sicuramente la questione cinese è un problema serio che dovrà essere affrontato, chiaramente, che viene comunque contrastato dalla Guardia di Finanza con operazioni e quant'altro. Però tornando alla questione invece nord-est e la questione dell''ndrangheta, prima di dare la parola a Dinello volevo farvi sentire che cosa ci ha detto Bruno Cherchi, il procuratore capo della Procura di Venezia, che abbiamo incontrato proprio alla mostra a Falcone Borsellino. Sentiamo.
Quando si parla di mafia tendenzialmente si fa riferimento alla mafia storica, a quello che già abbiamo conosciuto in altre regioni d'Italia. Qui il radicamento delle attività mafiose più che della mafia ha delle caratteristiche particolari e quindi va affrontata secondo queste caratteristiche. Qui la mafia non uccide, la mafia non è inserita come attività criminale ordinaria, si dedica piuttosto ad attività economiche, al riciclaggio, e quindi su questi aspetti è necessario intervenire. Ma il problema è di organico dei magistrati, ma soprattutto di organico delle funzioni amministrative. L'attività del magistrato non finisce sulla sua scrivania, ma necessita di tutta un'altra serie di attività che è svolta dall'amministrazione. L'amministrazione, che dipende dal Ministero della Giustizia e che è carente nel supportare la nostra attività. La responsabilità di queste carenze, che poi conseguono una lentezza dei procedimenti, una lentezza dei processi e anche una certe volte scarsa capacità di reazione al crimine, dipende da questo problema. Io spero che questa sia un'occasione per stimolare anche le autorità rappresentative della Regione Veneto ad un intervento nei confronti del potere centrale, del potere amministrativo centrale e quindi del Ministero della Giustizia, perché gli organici in Veneto, che già sono sottovalutati, perché si pensa ancora che il Veneto sia una mera regione agricola come 100 anni fa, che queste storture vengano al più presto superate. Ecco, Dinello, cosa dici? Allora, le armi ci sono, le abbiamo, sono spuntate, nel senso... Sapete qual è l'arma più spuntata in questo momento che abbiamo? La cultura. Scusate, non voglio fare facile, ma perché se noi continuiamo a stare nell'ottica che abbiamo seguito finora, cioè il cattivo fa i suoi interessi e io devo capire cosa sta facendo, cioè trovare le prove, farlo condannare, non ne usciamo più, cioè il cattivo sarà sempre avanti di 10 anni, 20 anni. Ragioniamo su un fatto, parliamo di numeri, siamo in Veneto, parliamo proprio di soldi. La mafia fa bene o fa male? Perché non abbiamo ancora stabilito. Certo, quali sono gli effetti poi che ha sul... Guardiamo cosa fa la mafia. Siamo a Padova, l'Università di Padova, con un team guidato dal prorettore Antonio Parbonetti, ha fatto il primo studio scientifico, economico, sugli effetti del sequestrare un'azienda mafiosa in un paese. Facciamo finta a Campo San Piero. Se io riesco a individuare l'azienda mafiosa a Campo San Piero e a toglierla dal mercato sequestrandola, tutte le aziende del ramo aumenteranno nella zona, nel distretto, il loro fatturato del 20%. Non solo. Secondo voi, nel distretto di Campo San Piero, cosa succederà alla gente? Io ho tolto un'azienda, aumenterà o diminuirà la ricchezza? I mafiosi dicono, senza di noi che creiamo, portiamo in fondo lavoro, c'è povertà? No. In questo studio, che è gigantesco, oltre 1000 sentenze, cioè hanno analizzato tutte le maxi operazioni e i vari sequestri fatti nel centro-nord Italia, quindi lasciamo stare l'Italia del Sud, viene dimostrato che la ricchezza della popolazione di quella zona, il PIL, il prodotto interno lordo, i loro soldi aumentano del 20%. Se io tolgo l'azienda, virgolette, cattiva, aumenta la ricchezza della popolazione. Quindi stabiliamo per la prima volta che è provato coi numeri, coi soldi, che la mafia a noi ci impoverisce. Quindi qualsiasi presenza mafiosa nel nord, qualsiasi presenza mafiosa ovunque, impoverisce, crea povertà, perché il mafioso vuole pompare denaro da quel territorio e drenarlo via. Se io faccio affari con un mafioso, nella migliore delle ipotesi, io verrò
ridotto sul lastrico. Nella peggiore non ci vedremo più. Ma è impossibile entrare in società con un mafioso, perché il mafioso vuole drenare via quei soldi. Quali sono i settori dove sono più forti? Tutti. I settori dove sono più interessati sono ovviamente i settori che poi hanno a che fare con gli appalti pubblici, quindi movimento terra, grandi costruzioni e anche il riciclo dei rifiuti. E se su 100 aziende iscritte alla Camera di Commercio di Padova l'1% è nel settore dei rifiuti, se guardiamo solo alle aziende mafiose, il 7%, quindi il 700%, è nel settore dei rifiuti, tanto per dirne uno. Certo, Pirone. Cosa devo dire? Cosa c'è da dire? Cosa si fa? Allora, Dinello diceva una questione di cultura. Basta la cultura. Allora, il tema di promozione di una cultura della legalità è un tema fondamentale e non potremmo mai esimerci da promuovere questo tipo di impegno. Perché c'è questa omertà, ad esempio, no? Dicevo prima, no? C'è un'omertà perché lo diceva Tommasi, l'hanno detto i nostri chi rimane coinvolto sono poi alla fine dei professionisti, perché questi per fare affari hanno bisogno... Perché ci sono degli interessi, è ovvio, cioè tu puoi rischiare di avere tanti cosiddetti appartenenti all'area grigia che attraverso la loro professione semplicemente chiudono un occhio, aiutano a interpretare bene le norme, le leggi, a trovare le scappatoie, eccetera, e quindi senza sporcarsi più di tanto le mani, magari danno dei suggerimenti, non fanno azioni in prima persona, ma sono molto responsabili nell'indicare come e cosa fare a chi poi presta ad usura o fa altri tipi di operazioni. Quindi il tema della cultura della legalità vuol dire questo, cominciare con i ragazzi da giovani nelle scuole, quando si studia ragioneria, diritto, economia, e conoscere queste realtà in prima persona. Alcune camere di commercio stanno facendo queste operazioni, ma ancora troppo poco rispetto a quello che è necessario fare. E cultura della legalità significa dare agli amministratori locali, che sono quelli che poi fanno gli appalti o costruiscono le gare d'appalto, ai loro tecnici, degli strumenti e delle avvertenze, delle attenzioni per essere in grado di prevenire, di evitare determinate situazioni a rischio. Fare un piano culturale significa parlarne diffusamente, come stiamo facendo stasera, nelle tv, nei mezzi di comunicazione. Se noi guardiamo i giornali da qualche anno a sta parte, non c'è giorno dove nei quotidiani non ci sia un fatto di cronaca legata ad un sequestro, ad un'indagine, ad un problema che ha a che vedere con l''ndrangheta, le mafie, eccetera. Però quando arrivi nei giornali significa che la situazione è già molto molto deteriorata. Quindi il tema del piano culturale, del patto culturale è un elemento fondamentale. Poi io credo che un'altra cosa importante sia un patto tra le istituzioni. La Camera di Commercio di Padova, ad esempio, qualche anno fa ha fatto un patto per la legalità chiamando a raccolta tutte le associazioni di categoria. Quando poi si sono messi in moto i percorsi formativi, alcune associazioni di categoria immancabilmente erano assenti. Questo è un fatto grave, perché magari tu personalmente non sei a conoscenza di casi appunto legati a presenze di criminalità nella tua azienda o nelle aziende del tuo gruppo, però hai una responsabilità verso tutta l'impresa e tutto il mondo imprenditoriale. Un tema delicatissimo è quello della finanza. Ad esempio il Veneto, che ha un tessuto produttivo fatto anche di tante piccole o micro o medie aziende, hanno sofferto tantissimo in questi ultimi anni la quasi impossibilità di ricevere finanziamenti, sostegni, e qui le banche, il sistema finanziario bancario ha avuto una responsabilità grande, è inutile nascondere queste cose. Ancora ieri leggevo di qualche direttore di banca che ha subito processo perché ha prestato denaro ad usura. Allora è chiaro che se già nel sistema bancario, che per Costituzione dovrebbe sostenere l'impresa e le famiglie, troviamo qualcuno che ne approfitta di questa posizione di forza che ha e non presta i denari a chi ne ha bisogno, a volte facciamo fallire o mettere a repentaglio aziende per 20, 30, 50 mila euro. Chiaro che se arriva un signore con la borsa piena di soldi, cosa fai? Chiudi l'azienda, mandi a casa 10 persone.
rischi e magari anche, tra virgolette, in buona fede o senza pensare di un giorno essere preso per il collo, rischi di trovarti in queste situazioni. Quindi sono tanti gli aspetti che dovremmo andare a vedere e a prendere in mano, e è chiaro ci vuole un patto di sistema, altrimenti... A volte si dice che la mafia, come dice, trova terreno fertile. Prego. Io volevo agganciarmi a quello che ha detto Grão, con cui concordo, però io farei anche un passo successivo per quanto riguarda la diffusione della legalità. Io parlerei sì con i ragazzi della media superiore, ma io andrei nell'ambito universitario, perché è lì che bisogna agire, è lì che bisogna inculcare un'etica della professione che rispetti i dettati morali e che rispetti la legge, perché i giovani studenti universitari saranno i famosi colletti bianchi che collederanno e si metteranno a servizio dei mafiosi. Ecco perché bisogna incidere in quella direzione. Per questo, tra l'altro, poi noi come osservatorio stiamo valutando di sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'Università di Padova e andremo a interagire con gli studenti universitari, perché è da lì che si forma il ceppo dei professionisti. Anche perché non ci dimentichiamo una cosa, e qui io che vorrei fare una riflessione anche come studioso. Noi abbiamo la normativa antiriciclaggio più avanzata, più efficace, almeno dal punto di vista teorico, del mondo. È ineguagliabile la nostra. Ma forse a questo punto è l'applicazione che non funziona. Perché è strutturata molto bene, è molto profonda e incide su tutte le attività economiche che si possono svolgere nella società moderna. Ma se uno poi fa un riscontro su quello poi che è successo, su quello che la magistratura ha constatato, allora c'è qualcosa che non va. Come mai allora non sono così efficaci le segnalazioni che la banca deve effettuare? Come mai non sono efficaci le segnalazioni che devono fare tutti gli intermediatori finanziari? Quindi c'è qualcosa che non va, prima cosa. Le segnalazioni che devono fare i professionisti, i notai, che sono quelli che poi redigono gli atti di cessione delle aziende acquisite dalla mafia? Certo. I commercialisti che non fanno le segnalazioni? Allora, vedi, quindi c'è qualcosa da fare. È vero, anche qui posso aprire anche una polemica, che purtroppo adesso la normativa antimafia, che è nata con lo spirito di contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, purtroppo poi è stata stravolta e viene utilizzata per più delle volte in chiave di repressione della pressione fiscale. Ma questa ratio esulava dall'impianto originario della normativa antimafia. E io aggiungo anche un'altra cosa, non ci dimentichiamo, e questo vuole rispondere indirettamente anche al sindaco Cereser dall'intervento che ha fatto stamattina sulla stampa, che io condivido. Non ci dimentichiamo che anche in capo al sindaco, alle amministrazioni comunali, c'è l'obbligo di segnalazione per fatti riferibili a fenomeno mafioso. Cioè la normativa antiriciclaggio si applica anche ai comuni, e quindi voglio dire anche il sindaco nei piccoli paesi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente degli indizi, dei comportamenti anomali, così come sono statuiti in maniera specifica dalla normativa antimafia. Però a volte questo non succede, perché molti sindaci neanche sanno dell'esistenza di questo obbligo. E qui io devo dare pubblicamente merito ad Avviso Pubblico, che sta facendo un grande lavoro di educazione in questo senso nel progetto Educazione alla Legalità, che sta impartendo opportune indicazioni anche alla polizia locale, perché il sindaco c'è anche un altro strumento che potrebbe utilizzare per il controllo capillare del territorio, la polizia locale, che potrebbe acquisire dei documenti, ecco io parlo in termini teorici, potrebbe poi riferirli all'ufficio competente del comune, e il comune fa la segnalazione. Certo. E questa c'è una grande arma che però non tutti i sindaci conoscono. Certo, che permetterebbe un controllo capillare Ribadisco del che alcuni usavano questa tecnica di dire non ne parliamo perché altrimenti sembra che il nostro comune sia invaso. Posso capire una certa titubanza, però rifiutare di guardare la realtà diventa pericoloso, anche pernicioso. Pericoloso. Sta cambiando comunque, sta cambiando, per fortuna sta cambiando. Parlavamo dell'inquinamento causato dai cinesi. Ma la situazione del Veneto non l'hanno causata i cinesi. Certo. Nessuno ha detto questo, Ugo. Attenzione, no. perché nessuno sta dicendo questo. Nel Veneto noi siamo nel bacino. Scusami, Pierluigi, noi siamo nel bacino scolante della Laguna Veneta, ok? Sono 3.000 erotti chilometri quadri su 11.000 del Veneto.
in questi 3.000 rotti chilometri quadri c'è più di una discarica abusiva per chilometro quadrato. Cioè noi abbiamo riempito questa zona di discariche abusive. E quelle, che sono, anche il sud, e, quelle che sono state, certo. E quelle che sono state trovate con l'aerofotogrammetria sono pochissime. 3.000, 1.100 sono state dette, vabbè, queste sono sicuramente discariche di rifiuti tossici. Di queste 300 su queste discariche, in 300 casi è stato costruito. Sopra. E in 118 per edilizia civile. Noi abbiamo costruito case, scuole, camerette di bambini sopra discariche di rifiuti tossici. Capisci qual è anche l'importanza? Edilizia non abusiva magari. Esatto. Non abusiva. Qualche sindaco di qualche piccolo comune. L'importanza per noi è un'autodifesa combattere questo fenomeno. Questo deve essere. Ma sicuramente certo, quello che dice c'è qualche sindaco di qualche piccolo comune che quando hanno trovato la discarica e hanno dovuto metterla in sicurezza era disperato perché il bilancio del comune doveva mettercelo per 5 anni solo per fare questo. Quindi per dire l'entità e la gravità di queste cose che Di Nello ha scritto anche molto approfonditamente. Cioè sono conseguenze che rimangono per generazioni. Poi certo, di ci si ritrova poi nella... Una domanda che faccio a tutti, ma lo Stato dove? E dove sono gli enti locali? Questo è l'altro punto, infatti quando ho iniziato volevo dire, si dice no, che la mafia attecchisce e trova terreno fertile, dove lo Stato non c'è, dove... Ho lavorato un teorema insieme a Nando della Chiesa, il teorema è quello delle 3C. Dove ci sono i corrotti ci sono anche i corruttori, quindi il primo tema riguarda la corruzione, riguarda i corrotti, però c'è la seconda C che riguarda i codardi, sono quelle persone che in qualche modo sappiamo bene, insomma, si tirano indietro, non vedono, non sentono, non parlo, non riconosco che ci sia questo insieme di situazioni. E la terza C è quella dei cretini. Molto spesso i cretini, ne abbiamo convenuto anche insieme alla Commissione parlamentare antimafia quando è venuta le ultime 2 volte in Veneto, non è una parola offensiva, ma è semplicemente io ti do una carica, non so, ti metto, tu che sei operatore scolastico, quindi saresti una volta il bidello, ti metto a fare il guardiano, non so, il guardalinee per la partita di calcio. Ecco, sono due mestieri dignitosi tutti e due, però devi avere le competenze per poter fare quella cosa. E noi stiamo studiando questa cosa, perché adesso ci riuniremo tra poco e faremo il nostro contromafia delibera all'inizio di febbraio. Ogni X anni ci riuniamo insieme alle grandi organizzazioni nazionali e chiamiamo anche le istituzioni. Saremo in campagna elettorale, quindi cercheremo gli interlocutori giusti anche in quel momento, perché i ragazzi che noi curiamo tutti i giorni, perché nelle scuole non ci andiamo solo a fare un rito, ma andiamo a confrontarci quotidianamente con loro, ci hanno suggerito il controteorema delle 3C e ci hanno detto: vabbè, allora se ci sono i corrotti, perché non create o non ci aiutiamo a creare una generazione di corretti? Cioè di persone che siano corrette nel loro comportamento, e basta cambiare una sillaba, si fa una lettera, anzi si fa molto, una vocale, si fa molto presto. Molto e poi se ci sono i codardi, perché non proviamo a diventare coraggiosi. A vedere la realtà per quel che è, a interpretarla per quel che è e ad affrontarla a cuore aperto. E poi la terza C, la grande domanda che ci fanno oggi i ragazzi, ce lo sta dimostrando i ragazzi. Anche oggi abbiamo iniziato una scuola a Libera, una scuola regionale, che è una scuola proprio di monitoraggio civico, i ragazzi vogliono sapere come fare ad accedere agli atti, anche a quelli delle famose pagine sulla trasparenza dei comuni e degli enti, che molto spesso non sono molto trasparenti, hanno anche delle opacità, insomma loro vogliono diventare competenti. E ce lo stanno dimostrando anche il fatto che molti ragazzi cominciano a iscriversi a facoltà universitarie, ma non soltanto, a fare anche tesi di laurea. Guardate che le tesi di laurea in Veneto
sulla presenza della criminalità organizzata in Veneto stanno aumentando, così come stanno aumentando le tesi di laurea sul monitoraggio e riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi e ai corrotti. Noi siamo una regione emblematica da questo punto di vista, perché abbiamo una villa splendida, la Reggia di Versailles, che sta sui Colli Euganei, Villa Rodella, che è stata confiscata a Galan, citato prima, per corruzione, con fatti legati a corruzione, non perché fosse direttamente la villa allegata, ma in qualche modo aveva a che fare con questo. E quindi abbiamo questa grande richiesta di competenza. Secondo me, quando prima parlavo di interpretazione dei fatti in tempo reale, occorre che ci rendiamo conto anche di questo, forse anche questa richiesta, questa ricerca di verità, no? Di verità su tante cose che stanno accadendo. Poi, se c'è tempo, vi faccio anche un cenno sulla questione della memoria, perché noi teniamo questo contromafia, ma non dimentichiamoci che tra non molto, tra 40 giorni a Padova ci sarà un avvenimento che è un po' epocale per quanto riguarda il nostro Veneto, perché voi sapete che dall'anno scorso, il 21 marzo, il giorno della memoria dell'impegno e il ricordo delle vittime innocenti di mafia, è legge nazionale. E con avviso pubblico alla Regione quest'anno abbiamo trovato anche un accordo per fare insieme un percorso, e lo stiamo facendo nelle scuole dove i ragazzi ci fanno tantissime domande, perché vogliono avere queste competenze, vogliono capire quello che sta succedendo. Dove è carente lo Stato? Perché io sono nell'avviso che delego un politico, delego un rappresentante che deve organizzare, ci deve organizzare tutti, lo Stato siamo noi, no? Ci deve organizzare in maniera tale da tutelarci. Quali sono gli enti preposti o le figure preposte alla tutela del cittadino? Parliamo di inquinamento, parliamo di mafia, parliamo di queste cose. Dov'è lo Stato? Professore, io in parte le ho risposto indirettamente, nel senso che c'è questo paradosso, nel senso che noi abbiamo una legislazione antimafia all'avanguardia, la migliore del mondo, però il problema è poi come si applica, e l'applicazione, lei sa benissimo, che viene fatta dagli uomini. Questo è il nostro grosso problema. Ma lo Stato citare lo Stato ha gli strumenti. Chi non vede, quindi giustamente come le 3C, quali sono nell'organizzazione dello Stato? Vogliamo dirlo? Storicamente le possiamo anche dire, nel senso che quando è arrivata la Commissione Antimafia a Verona e ci ha ascoltati, abbiamo convenuto che forse sarebbe il caso, perché qui in Veneto non ci sono processi, diciamo, in maniera diretta collegabili alla mafia, ma non solo in Veneto, in tanta parte del nord c'è stata una mancanza culturale. Ti pare possibile? Appunto, c'è una mancanza culturale. Stiamo dicendo che c'è la mafia e non ci sono i processi. Forse c'è la necessità di capire. Pare possibile che tutte le inchieste, anche la Stigia, arrivano dalle direzioni distrettuali della mafia del sud. Ci vengono a dire: guardate che questi vostri uomini, anche i vostri imprenditori, stanno facendo dei gay al sud e anche da voi. Esatto. E qua nessuno sapeva nulla. Non solo. E noi scopriamo tutti gli interessi. E questi erano anche consulenti della regione. Questi personaggi che dopo vengono arrestati erano consulenti della regione. Ma ti pare possibile? E quindi non basta solo l'autorità investigativa, ma anche interpretativa, e qui è la magistratura. E anche politica, scusami. E anche politica, è chiaro. Ma già c'è un grosso problema nell'interpretazione del 416 bis. Perché la sentenza su mafia capitale, che poi tra l'altro è contrastata dalla sentenza di Ostia, è alquanto significativa, che ci sono grossi problemi a livello interpretativo. Ecco perché io dico: le leggi ci sono, il problema è che bisogna poi attuarle, applicare, e il problema è questo. Noi in linea teorica siamo i più bravi del mondo, i nostri investigatori vanno a fare lezioni all'estero di come contrastare la mafia. Io prima parlavo della presenza dell''ndrangheta nel Canada. Nel Canada, nel codice penale canadese, non esiste la figura dell'organizzazione criminale stampo mafioso. Il problema è come poi metterle in pratica, le leggi, ed applicarle. Non è più poi una questione tanto interpretativa, di applicazione. E allora lì c'è una questione di volontà, o come diceva anche Cherchi, di mancanza di personale, o mancanza anche di specializzazione. Prima noi parlavamo prima dell'evoluzione della mafia, non ci dimentichiamo che addirittura in occasione dell'utilizzo del bitcoin, anche questa è nata come
possibilità. Quindi la mafia, grazie alla consulenza, all'appoggio degli esperti di qualsiasi linea, ha fatto un stato guerra, per cui anche per lo Stato a volte è difficile contrastarla. È vero che ci sono poi anche altri problemi, di mancanza di coordinamento tra i vari paesi a livello giuridico e giudiziario, questo pure è un altro problema, e lì non dipende più di noi. E tra diverse procure. Però detto questo, brevemente, che ormai c'è una cosa che mi rimane d'arrivo da tutti gli incontri fatti con magistrati, con i procuratori, e cioè che loro ci dicono: noi potremmo, anche quando lavorassimo al 1000%, con tutte le forze inquirenti eccetera, noi lavoreremo sull'1, il 2%. Ovvio. E lavoreremo per forza di cose quando c'è stata una denuncia, quando c'è un'evidenza. Allora il tema è quello che diceva prima. I professionisti, chi ha il potere, nell'operazione Emilia, se ricordo bene, forse 1 o 2 amministratori su 180 persone sono state messi in galera e processati. Quindi vuol dire che il tema è l'impresa, il lavoro, l'economia, la finanza, il commercio, no? Allora il tema è, e la zona grigia richiama questo, i magistrati ci dicono: guardate che al fondo c'è un tema etico, di responsabilità, c'è un tema morale, ci sono delle cose che si possono fare, delle altre che forse, e delle altre che non si devono fare, assolutamente mai. Allora io sono d'accordo con te nel dire che l'università non può solo dare i 110 e lode, l'università deve pretendere di avere la coerenza, la moralità, la capacità di vedere le cose anche con lo sguardo etico da chi esce con il massimo dei voti, perché può essere... E gli ordini professionali. Può essere il più bravo ingegnere architetto, ma se quando gli olandesi ti propongono per il Mose le cerniere che costano meno e che sono migliori, e tu chiudi gli occhi e di fronte a un ex rettore dell'università che se ne va di Padova perché non vuole stare a queste cose evidentemente sbagliate, di fatti di corruzione, e gli altri stanno zitti, insomma, ho capito, hai da portare a casa la tua pagnotta, però stai facendo un danno enorme, talmente grande che forse quella macchina non andrà mai in moto, e se andrà in moto forse non riusciremo nemmeno a fare la manutenzione. Caro Marco Polo, guarda dove siamo finiti. Allora, Dinello, una breve considerazione finale? Sì, dobbiamo purtroppo... proprio quello che hai detto tu. Se vogliamo difenderci, c'è un solo sistema per poterlo fare, ed è quello di fare una scelta di legalità, perché questo è il nostro interesse. Punto. Professor Casen. Io farei una riunione di tutti i responsabili che in qualche maniera possono contrastare la mafia e fare un bel meeting e dire chi fa, che cosa ci proponiamo di fare, qual è il progetto, perché vuol dire risollevare l'economia del Veneto, partendo dalle banche. Ci dobbiamo salutare, grazie a Pierluigi Granata, grazie a Roberto Tommasi, grazie a Ugo Dinello e grazie a Claudio Piron. Li salutiamo, adesso andiamo in pubblicità, quando rientriamo parleremo del voto del 4 marzo, inizieremo a parlare un po' di questa campagna elettorale e delle tante promesse che sono state fatte in questi giorni. A tra poco.